Andiamo adesso a Padova, dove il nuovo leader di Italia dei Valori ha parlato di mafia e grandi appalti. È un problema del nord, è un problema anche del Veneto, è un problema dove c'è impresa e dove c'è impresa in difficoltà. La mafia si insinua nelle imprese, le prende e ci ricicla il denaro. C'è bisogno che le istituzioni stiano più attente, aiutino i piccoli e medi imprenditori e le banche finanziano, perché se no rimangono esposti. Si presenta a Padova parlando di mafia al nord Ignazio Messina, nuovo segretario dell'Italia dei Valori, nominato lo scorso 30 giugno al posto di Antonio Di Pietro. Ha 49 anni, è avvocato e della lotta alla mafia ha fatto la sua bandiera fin da giovanissimo, quando a 29 anni venne eletto sindaco del suo comune, Sacca, in provincia d'Agrigento. Iscritto all'Italia dei Valori sin dalla nascita nel 98, si propone di rilanciare un partito che alle ultime elezioni non ha raggiunto i voti necessari per entrare in Parlamento. Rinasce dalle proprie origini, dalla propria storia, dalla legalità alla questione morale, dall'Italia dei Valori che vuole continuare a essere, per parlare di battaglie serie a fianco dei cittadini. Convinto nella caduta ormai prossima del governo e delle immediate elezioni, Messina dice di riconoscersi nel centro-sinistra. Noi ci riconosciamo in un centro-sinistra alternativo al centro-destra, è per questo che ho incontrato il segretario Epifani, al quale ho detto che se si vuole lavorare insieme a un governo della solidarietà e dell'equità vicino ai cittadini, l'Italia dei Valori vuol fare la sua parte come ha sempre fatto. Ed Epifani cosa ha risposto? Ha risposto che questa del governo delle larghe intese è una parentesi e che dobbiamo costruire insieme un futuro diverso per gli italiani.